Bentornati al punto qui a Telefriuli con il sindaco di Maiano, Elisa De Sabata. Benvenuto sindaco. Grazie. Bene, allora, passata Pasquetta, passata Pasqua, fatta tutto bene, eccetera, no? Tutto bene, rilassata per un po' finalmente. Per un po', adesso ricominciano i problemi, no? Eccetera, Esatto. no? Allora cominciamo subito a capire un momentino come siamo, per esempio, con il PNRR, questo piano di ripresa e resilienza, no? Questo piano che praticamente ci sono i tempi stretti, il personale c'è, non c'è, insomma, come siete a Maiano? Allora, in questo momento noi stiamo facendo una riflessione sul cluster 3 della missione sullo sport, perché Maiano ha bisogno di una palestra, perché le associazioni sportive sono costrette a fare allenamento fuori comune, vista i numeri dei bambini che hanno. Non nascondo le difficoltà perché leggendo i titoli sembra tutto semplice, poi andando invece ad approfondire si scoprono particolarità che rendono difficile presentare la domanda e quasi impossibile per un comune come il mio, insomma come i nostri, poi avere un riscontro. Quindi è un'opportunità, però poi approfondendo non sempre è così. State valutando se conviene in sostanza, ecco. Sì. Nel frattempo il bilancio l'avete varato oppure state pensando ancora? No, abbiamo approvato il bilancio di previsione e non è stato facile, nel senso che negli ultimi 10 anni ci sono stati dei problemi ovviamente, però il bilancio è solido. Quest'anno ci siamo trovati con due criticità che sono una nota ai più anche ai cittadini, che è l'aumento dell'energia, la botta, no? Esatto, a cui la Regione ha già detto che non, può intervenire, per cui aspettiamo se il governo farà qualcosa. E l'altro problema per noi è stato il centro anziani che è comunale, che non ha avuto il Covid all'interno in questi 2 anni, ma chiaramente ha subito una naturale perdita di utenti e l'impossibilità di nuovi ingressi, quindi abbiamo avuto un ammanco in parte corrente di quasi 200.000 euro. E quindi non è poco per una struttura questo ci ha genere, fatto cercare le risorse e abbiamo dovuto anche per la prima volta approvare un bilancio di previsione senza i contributi alle associazioni, ad esempio, o anche i contributi per l'acquisto dei libri della biblioteca a pieno regime come gli altri anni. Cioè, avete dovuto tagliare qualcosa per aspettare. Cosa succederà. E voi avete fatto delle convenzioni con comuni vicini? Noi facciamo parte della comunità collinare. Quindi siete, diciamo così, garantiti, tra virgolette? Diciamo insomma. sì, sui servizi della comunità collinare assolutamente sì, ecco, quello sì. Ecco, parlava delle associazioni, no? Sì. E dopo la pandemia hanno ripreso un po', i volontari ci sono, perché in molti comuni sento dire che manca questo apporto di volontari, forse sono fermati un poco, forse la pandemia li ha lasciati a casa, non hanno ripreso, l'età, insomma, c'è tutta una coincidenza, no? L'età sicuramente influisce sicuramente anche la questione della pandemia, poi almeno a Maiano un po' dipende dalle associazioni, perché quelle più grandi, a partire dalla Pro Maiano oppure dalla Maianese, dalla Libertas Atletica, che hanno comunque mantenuto ognuno nel loro settore le attività durante la pandemia, in questo momento la ripartenza è sicuramente più agevole e più facile, insomma basti pensare al Festival di Maiano che la Pro Loco ha messo in piedi. Invece per quanto riguarda le associazioni più piccole, però non per questo meno essenziali per la vita della comunità, un po' di difficoltà c'è, un po' di mancanza di volontari si sente anche nella biblioteca che insomma ha da un 6-7 anni un folto numero di volontari che aiutavano nell'apertura, sull'accompagnamento dello scuolabus, non ci sono, anche perché sono volontari che hanno una certa età, il Covid non li mette proprio a loro ma anche la agio. situazione, insomma, anche nuova adesso che riguarda un po' la guerra in Ucraina, lì mi pare, no?
ha creato un po' anche dal punto di vista psicologico qualche barriera, paura, no? sì. E a tal proposito avete anche degli sfollati, della gente che è arrivata da lì? Noi in questo momento abbiamo 23 ucraini che sono arrivati a Maiano, sono arrivati tutti grazie ai contatti familiari presenti. Abbiamo 6 minori, di cui un bambino di 7 mesi, e la situazione in questo momento non è facile, nel senso che una famiglia, ad esempio, con grande generosità ha accolto 10 ragazzi, di Mamma cui mia. 2 minori. Chiaramente il problema a lungo andare diventa il mantenimento di queste persone, perché la Caritas ma anche i nostri concittadini li stanno aiutando, però chiaramente da febbraio ad oggi la Cioè è situazione... demandato al comune questo problema? No, Oppure, in questo sì, momento è ancora a carico della famiglia ospitante. Stiamo vedendo proprio in questi giorni burocraticamente sostanzialmente come possiamo come comune dare una mano, insomma, anche perché loro hanno un grosso problema, nel senso che 4 di loro erano qui prima della guerra, capito, quindi... dovevano partire il giorno in cui è scoppiata la guerra, per cui loro sono semplici turisti per la Sì, quindi c'è burocrazia anche questo italiana. problema di soggiorno, di Esatto. permessi, eccetera, insomma. Che no? non è facile da gestire. E poi c'è anche il personale, no? La macchina comunale che comunque deve andare avanti, il personale che mi pare che avete qualche défaillance o no? Allora, Che noi voi... abbiamo sicuramente un problema, nel senso che non abbiamo il segretario comunale ormai da 3 anni ed è difficile trovarne uno, anche perché essendo un comune abbastanza grande, abbastanza strutturato, trovare un segretario meramente a scavalco non può soddisfare le esigenze del comune. Ci vorrebbe uno stesso. fisso, no? Fisso, quantomeno in convenzione con altri comuni, anche se insomma il vice segretario, la dottoressa Zanor, sta facendo un lavoro egregio, però chiaramente servirebbe un segretario di ruolo. Inoltre il problema che ci siamo trovati ad affrontare in questi primi mesi riguarda la carenza di personale all'ufficio tecnico. Noi avevamo 6 dipendenti e ci sono state settimane in cui c'era solo il responsabile in ufficio, perché tra malattie, aspettative, pensionamenti... Corsi vari, insomma, evidente. I corsi sarebbero stati il meno, proprio i pensionamenti, la difficoltà nel rifare i concorsi. Non è facile, anche perché insomma l'ufficio tecnico gioca un ruolo importante nella macchina amministrativa. Non solo nel campo del privato, ma anche del pubblico, avete anche delle opere probabilmente che dovranno essere seguite. Riguarda sia, il problema erano sia dare risposta ai cittadini, ma soprattutto mandare avanti le opere in corso, che già subiscono difficoltà e rallentamenti a causa dell'aumento delle materie prime, del reperimento delle stesse. In più comunque diciamo, anche chiedere nuovi contributi in questa situazione diventa un po' difficile. Insomma, ecco, bisogna rifletterci bene, perché poi averli e non riuscirli a gestire... Ecco, quali opere avete in cantiere, per esempio? Allora, stiamo terminando, abbiamo ultimato dopo più di un decennio di lavoro l'ospitale di San Giovanni a San Tommaso e in questo momento quindi quello che dovremo fare sarà trovare, diciamo, una gestione capace di automantenere una struttura di questo genere, sempre chiaramente potenziando le peculiarità. Stiamo terminando l'ultimo tratto finanziato della pista ciclabile tra la frazione di Casasola e Maiano, che mette un po' in sicurezza anche il tratto su quella strada provinciale. Partiremo con i lavori del riscaldamento dell'auditorium comunale a inizio giugno, a seconda insomma, di come andrà la gara, e abbiamo 1 milione di euro da spendere nel centro anziani per sistemare le camere. C'è qualcosa da fare, sono le cose principali. Sì. Ecco. Poi sono gli eventi, no? Perché Maiano non si ferma mai, no? Anche durante la pandemia avete fatto il festival, avete fatto insomma la paroxta da fare, tutte le associazioni, no? E in che periodo cade? Allora, il festival inizia il 22 luglio e termina il 15 agosto
e va detto che è organizzato dalla Proloco e di questo insomma credo che la Proloco vada ringraziata a nome mio e a nome dell'amministrazione, perché non fermarsi mai e presentare comunque un programma di questo livello con nomi che partono da Bob Sinclair, insomma non è insomma, da che attira un po' da tutta la regione, esatto, anche fuori, no? Mi pare, esatto, e quindi crea un indotto e fa conoscere insomma Maiano, forse non solo in regione, ecco, appunto, ben dico, oltre. È noto anche il Festival di Maiano per avere questi exploit, no? Esatto. E poi c'è sempre la protezione civile che dà una mano La protezione essenziale. civile in questo momento è stata fondamentale, perché oltre a prestare servizio a Gemona presso il centro vaccinale, è una di quelle che costantemente va a Ugovizza con i volontari anche 3-4 volte a settimana ad aiutare, come si diceva prima, i profughi ucraini che arrivano sul confine e si sono trovati anche ad affrontare neve, pioggia, vento, perché non è che nelle ultime settimane il tempo sia stato clemente, quindi un grazie anche a loro veramente. Bene, allora con questo grazie del sindaco di Maiano, Elisa De Sabato, che io ringrazio per la disponibilità, Grazie a lei. perché insomma con tutti gli impegni, insomma ringrazio che è venuta qui in trasmissione da me per spiegare ai cittadini quello che sta succedendo a Maiano. Bene, io ringrazio lei, ringrazio anche Simone Caramaschi in regia e ringrazio voi per l'affetto che ci dimostrate sempre in questi tempi. Grazie ancora e alla prossima.